Treviso di Francesco Favaretto, lunedì il conferimento dell'autopsia sul corpo del 22enne. Dalla casa di Ponte di Piave parla il padre di uno dei 3 ragazzi ora in carcere accusati della morte del giovane. Paura a Pederobba ieri pomeriggio per una 42enne, il vicino ubriaco in preda alla furia le ha sfondato la porta di casa, lei è dovuta fuggire dalla finestra, arrestato dai carabinieri per violazione di domicilio. Pranzi e cenoni di Natale, come da previsione, consumi calati di quasi 1/3 col nuovo codice della strada, lo confermano i ristoratori trevigiani. Il filosofo della Lega, Favero, stronca in diretta a Focus la riforma sull'autonomia definita mediocre, picconate che hanno interessato lo stesso ministro Calderoli, accusato di usare trucchetti. Domani anche a Treviso l'apertura dell'anno giubilare con le celebrazioni in cattedrale, raduno di preghiera Sant'Agnese, messa in Duomo, maxi schermo in piazza. Il calendario della tradizione, lo Schieson Trevisani, mostra nella chiesa trevigiana dei Templari, il Museo Nazionale Collezione Salce. Sport, doppietta dei Leoni del Benetton Rugby in campionato contro Parma, i biancoverdi già vittoriosi a Monigo per 11-10, chiudono l'anno con un successo netto in trasferta 24-12 sulle Zebre. Buonasera, ben ritrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. E dunque la cronaca in apertura con la morte di Francesco Favaretto, lunedì il conferimento dell'autopsia sul corpo del giovane che è morto 10 giorni dopo la brutale aggressione in via Castelmenardo. Dalla casa di Ponte di Piave parla il padre di uno dei 3 ragazzi attualmente in carcere con l'accusa di omicidio. Non è che siamo contenti di questo discorso, siamo in dolore anche noi, siamo in dolore. Scusa. La voce è quella del padre di Ade Mecklinspoil, 19 anni, in carcere insieme ad Angelo Riccardo Zuna, 18 anni, e al ragazzino di 15 che era con loro, sul quale pendono le accuse più gravi, tutti a vario titolo indagati per la morte di Francesco Favaretto, deceduto dopo 10 giorni dall'aggressione brutale di via Castelmenardo. Il negozio Africa Store di Villorba, gestito dall'uomo in cui Ade sarebbe cresciuto, non ha più aperto. Dal giorno proprio che non ho comunicato, noi usciamo più di casa e forte, prendo 21 pastiglie al giorno, 4 punture al giorno. Io da cuore pressione ho tutti i miei rogni in corpo, però mi poteva lasciare dormire in pace, anche mi dà problemi veramente. Chiuso dal giorno della tragedia, il padre, gravemente malato, vive tra l'ospedale e la casetta situata nell'area golenale di Ponte di Piave. Chiede di vedere il figlio. Quello che mi conta è che mio figlio ha fatto il capo di baby gang, quello che mi dice niente di più di quello che so io. Invece altri genitori vanno a trovare suoi figli là. Magari che sento di lui cosa è successo. Niente. Non mi hanno dato l'opportunità di vedere lui. Lui, Ade, sarebbe legato da una relazione sentimentale con la 19enne di origini senegalesi, anche lei indagata insieme ad altri 6. È la ragazza che, secondo le testimonianze raccolte sul posto quella sera, brandiva la bottiglia di prosecco. Avrebbero anche vissuto insieme i 2 a Mestre e forse proprio nella casa di Ponte di Piave. La famiglia Mecklinspoil aveva vissuto a Villorba fino al 2021, seguita dai servizi sociali anche attraverso l'erogazione di contributi economici. A comunicarlo è il sindaco Francesco Soligo. Come comune, ha dichiarato il sindaco in una nota, continueremo a lavorare affinché si possa davvero fare qualcosa per prevenire il ripetersi di fatti del genere. Paola Roma, sindaco di Ponte di Piave, ricorda il progetto Ti Ascolto. Proprio per consentire di arrivare ed agganciare dei ragazzi che si trovano in situazioni di difficoltà. È chiaro che in una situazione di questo tipo tutti gli sforzi che sono stati posti in essere devono essere rafforzati da un lavoro di rete. Lunedì sarà conseguito l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo di Francesco Favaretto, l'analisi dei tessuti a completare il quadro, quanti fendenti, quale quello risultato fatale e se il 22enne fosse in quel momento sotto l'effetto di chetamina. Verità che sono in tanti ad attendere oggi, mentre prende sempre più forma la catena di solidarietà attorno a mamma Monica con la raccolta fondi per sostenere le spese del funerale. Paura a Pederobba ieri pomeriggio per una 42enne, il vicino ubriaco e in preda alla furia le ha sfondato la porta di casa, lei è dovuta fuggire dalla finestra, i carabinieri lo hanno arrestato.
Ha sfondato la porta d'ingresso dell'abitazione della vicina e una volta all'interno se l'è presa con i mobili e gli oggetti di casa mentre la malcapitata scappava dalla finestra. Ha vissuto attimi di grande paura una 42enne di Pederoba costretta a chiamare i carabinieri perché a metà pomeriggio l'uomo, un 48enne pregiudicato, evidentemente ubriaco, stava colpendo la porta nel tentativo di entrare in casa sua. La donna ha riportato anche lievi ferite al naso nel tentativo di impedirgli di sfondare l'infisso, ma alla fine ha dovuto capitolare. L'individuo è entrato mettendo a soqquadro l'abitazione. Solo i militari dell'Arma, intervenuti tempestivamente, sono riusciti a bloccarlo e infine arrestarlo. Condotto in caserma, dopo una nottata in camera di sicurezza, il 48enne è comparso davanti al giudice in tribunale a Treviso e ha patteggiato una condanna ad 1 anno e 6 mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena. Ora parliamo di sicurezza stradale con il sindaco di Spresiano della Pietra che ha pubblicato indignato sui social una delle ultime rilevazioni dei suoi uomini della polizia locale. Un giovane senza patente sulla Pontebana, ubriaco al vaglio, ora la possibilità di installare un'autovelox. Poteva essere una strage davvero, Poteva essere una strage e pensate, oltre al danno, la beffa, perché poi uno che non ha la patente, capite bene, cioè cos'è l'assicurazione e via dicendo, ma non voglio andare oltre, però ragazzi è incredibile. Senza patente, con tasso alcolemico di 1,60 in sorpasso in Pontebana dove il limite è di 50 all'ora con l'auto aziendale. È qui contro questo Garrail che l'auto di un giovane nemmeno trentenne ha fermato la sua corsa che per miracolo non ha travolto altre persone. A rilevare l'incidente è l'agente di polizia locale Giovanni Patete. Quando siamo giunti sul posto stava cercando di spostare l'auto insieme a degli amici, era una persona sconnessa, cioè non riusciva neanche, rideva, piangeva, chiedeva scusa, ma ormai il danno era stato fatto. Per guida senza patente il nuovo codice della strada prevede una multa fino a 15.000 euro, per il tasso alcolemico c'è l'arresto fino a 6 mesi aumentato da 1/3 alla metà, eppure la consapevolezza tra gli automobilisti pare non sia aumentata. A dire la verità no, cioè si continua a rilevare le stesse infrazioni che si rilevavano prima, soltanto che adesso c'è la sospensione breve della patente. I dati raccolti parlano di 100 multe in 2 ore staccate qui in Pontebana con l'autovelox mobile, rilevate velocità anche di 130 km all'ora. Con i comuni vicini è aperto il dialogo, spiega il sindaco della Pietra, aperta anche l'ipotesi di un'autovelox, i numeri ci sarebbero. Va fatta una scelta, certo è che poi dopo sicuramente si scatenerà la guerra tra poveri e quindi chi dirà che è stato messo solo per far cassa, quando in realtà ragazzi si salvano le vite e se la gente non capisce e c'è gente che esce senza mai aver conseguito la patente, capite che la cosa è abbastanza grave. Pontebana, 20.000 veicoli al giorno in entrata e in uscita, 700.000 euro di multe in un anno. A Spresiano tra revisioni, assicurazioni scadute e T-Red. Sul fronte dell'eccesso di velocità una potenziale gallina dalle uova d'oro. I pranzi e i cenoni di Natale hanno intanto confermato la previsione, cioè quella che il nuovo codice della strada avrebbe penalizzato e non poco il mondo del vino, consumi calati di quasi 1/3. Alcuni storici ristoratori confermano la voglia di un bicchiere in più ci sarebbe, ma se la può permettere solo chi torna a casa a piedi. Niente vini sui tavoli di trattorie e ristoranti. E il primo dato è sulle vendite alla ristorazione, che vede una perdita secca del 5 al 30% rispetto anche solo al 2023. Peggio vai i rossi, che continuano a perdere importanti quote di mercato sia italiano che internazionale per via della gradazione più alta rispetto alla maggioranza dei vini bianchi. Per tutto il motivo principale è il nuovo codice della strada che inasprisce le pene per chi guida in stato di ebbrezza, che si raggiunge quando ad esempio un uomo di circa 80 kg supera i 3-4 bicchieri da 125 ml, a patto che abbia mangiato e che il vino abbia meno di 12 gradi. Una donna di 60 kg invece potrebbe raggiungere il limite con soli 2-3 bicchieri. Bere a stomaco vuoto accelera l'assorbimento di alcol e aumenta rapidamente il tasso alcolemico, rendendo più facile superare i limiti. Tutto ovviamente soggettivo, motivo per il quale trevigiani e non hanno deciso di non rischiare più. Ormai non beve più nessuno, è un dramma. Al massimo si beve un bicchiere, massimo 2. Anche le cene, abbiamo avuto le cene natalizie delle ditte eccetera, una volta le caraffe andavano via vuote, adesso ritornano piene. Chi guida niente vino
un bicchiere, non di più, mezzo ancora ci sta, se no vi porta via la patente e anche il lavoro. L'unico un po' in controtendenza è il più giovane tra gli storici ristoratori della città. Non ho ancora notato una diminuzione dei consumi di vino. Ecco, forse un po', se vogliamo dire, i ginetti, i miscelati, queste cose qui, gin tonic, cose del genere, qualcosina. Chi si salva pare sia solo lo spritz per un semplice motivo. Lo spritz è preserale, di conseguenza magari bevono spritz e poi vanno a cena e bevono meno. Poi ci sono i giovani, considerata la vera e propria categoria a rischio. I giovani tentano di bere, ma io li blocco. Anche ieri sera avevo un gruppetto, ho detto ragazzi bevete meno perché salite in macchina sono problemi per tutti. E che comunque sia solo un problema di codice di volante lo dimostra la categoria che invece non si nega un bicchiere in più. Quelli che vivono nel centro storico non hanno di questi problemi, perciò possono anche abbondare, diciamo, no? nel consumo. La cronaca giudiziaria adesso slitta a fine febbraio il termine per la deposizione della perizia sui reperti del caso Una Bomber, altri 60 giorni per completare gli esami e i test del DNA sui soggetti che a vario titolo potrebbero aver manipolato i reperti. Prorogati di altri 60 giorni i termini per la presentazione della perizia sui reperti del caso Una Bomber. La data è ora fissata al 24 febbraio 2025, il giorno della prossima udienza, che quindi potrebbe slittare ulteriormente se il documento dei periti dovesse approdare davanti al GIP Luigi Dei Notti proprio alla scadenza del termine. La proroga è stata chiesta dagli stessi esperti che lavorano sul caso, Giampiero Lago, ex comandante dei RIS di Parma, ed Elena Pilli, consulente in DNA mitocondriale che ha lavorato anche sul caso Iara Gambirasio. Il 14 ottobre scorso al Tribunale di Trieste era stata concessa l'ultima proroga di 3 mesi. Una storia infinita, quella del caso Una Bomber, che vede 11 indagati e diverse persone che devono ancora sottoporsi al test del DNA, soggetti che a vario titolo potrebbero aver manipolato i reperti. Ecco perché la data per la deposizione della perizia è slittata ulteriormente. Il caso Una Bomber era stato riaperto quasi 2 anni fa, una storia che risale agli anni 90, fra il 94 e il 2006 il misterioso Bombarolo aveva terrorizzato le province di Pordenone, Udine, Venezia e Treviso, piazzando ordigni camuffati in ovetti Kinder o tubetti di maionese. Le esplosioni avevano mutilato bambini e adulti, l'identità dell'autore è ancora ignota. La fiducia è riposta proprio nel lavoro dei periti, anche alla luce delle nuove tecnologie, per dare finalmente un volto a Una Bomber. La politica adesso, perché si preannuncia un vero e proprio terremoto in Casa Lega dopo le dichiarazioni shock del consigliere regionale Marzio Favero fatte nel corso di Focus, la trasmissione del direttore Luigi Baccialli. Netta la stroncatura della riforma Calderoli definita mediocre, picconate che hanno interessato lo stesso ministro Calderoli accusato di usare trucchetti. Non serviva nessuna legge Calderoli. Calderoli è riuscito a costruire un bersaglio perfetto per le opposizioni. Peraltro, evidentemente la sua, che non è nemmeno la legge quadro, è semplicemente una legge cornice, è riuscita a creare i presupposti anche per raccogliere firme per referendum contro. Si poteva benissimo partire da subito con le prime materie, magari avendo un atteggiamento di maggior rispetto per il Parlamento italiano, che non può essere scavalcato coi trucchetti che sono cari a Calderoli. Pesano come un macigno le parole pronunciate a Focus alla trasmissione del nostro direttore Luigi Baccialli, dal consigliere regionale Marzio Favero, più volte sindaco di Montebelluna, leghista, anzi leghistissimo della prima ora. Il dibattito in studio si stava concentrando sul bilancio dello Stato e su una coperta che di finanziaria in finanziaria diventa sempre più corta. Non parliamo più di federalismo, non parliamo più di devolution, non parliamo nemmeno di riordino del sistema delle autonomie locali. Ci siamo ridotti a quella proposta leggerissima, modestissima, mediocre se volete, presentata dal ministro della Lega e che è stata in quota parte bloccata dalla consulta della Corte Costituzionale. Se prima era una scatola vuota, adesso è stata messa anche sotto vuoto. Non credo che porteremo a casa granché. Leggerissima, modestissima, mediocre, gli aggettivi che diventano offendenti politici se a pronunciarli è quello che in Veneto è considerato il filosofo della Lega. In studio un altro leghista, il deputato Gianangelo Boff, tenta una prima mossa. Il percorso intrapreso da Calderoli è il percorso che era previsto dalla Costituzione.
coalizione. Il governatore Zaia ha sposato questa linea, tant'è che con gli accordi precedenti non si andava da nessuna parte. E proprio nel partito, già sferzato dalle purghe, vedi alla voce Gian Antonio Darè, c'è chi all'ascolto è sobbalzato sul divano, ma quella di Favero non è certo una boutade. A me dispiace, ma io credo che l'ultima mente importante che ha avuto la Lega per quanto riguarda questo tipo di battaglia fosse quella di Miglio. Però non dimentico che Miglio è stato accantonato come ipotetico ministro per uno che, se non ricordo male, faceva il controllore di volo, cioè Speroni. Allora, non possiamo procedere così. Serve una nuova assemblea costituente, dice Favero, che rilancia. Abbiamo delle risorse di intelligenza straordinarie in questo paese, sono racchiuse nelle università, negli istituti di ricerca, negli studi legali, ma possiamo mettere in moto questa intelligenza invece di ricorrere sempre alle solite vecchie e stanche figure di funzionari e dirigenti che dovrebbero cambiare il paese perché i politici glielo chiedono? Ma da quando in qua le rivoluzioni li fanno i tecnici? Ho l'impressione che l'unico linguaggio che capisce a Roma sia il linguaggio della forza politica, intendo. Così dunque Marzio Favero, vedremo che conseguenze avrà. Adesso torniamo alla cronaca, abbiamo parlato di sicurezza sulle strade, adesso parliamo di sicurezza sul lavoro. A Bologna una grande mostra denuncia dedicata proprio alle vittime sui luoghi di lavoro, ricordato anche Mattia Battistetti, il giovane morto a Montebelluna nel 2021. Per quei tragici fatti si ritorna in aula il prossimo 13 gennaio. Opere che urlano dolore e che chiedono giustizia, denunciano abusi e parlano di vite interrotte. Tra queste anche quella di Mattia Battistetti, il giovane di Montebelluna morto in cantiere nell'aprile del 2021 sotto un carico di impalcature sganciatosi da una gru. Mattia è uno dei volti della mostra. Morti sul lavoro, bianche lenzuola celano vuoti immensi di Carlo Soricelli, inaugurata a Bologna con il sostegno della Fondazione Carisbo a Casa Saraceni poco prima di Natale, accanto al sindaco Matteo Lepore e al senatore Pier Ferdinando Casini anche la famiglia Battistetti, che si sta preparando alla nona udienza del processo il 13 gennaio. Per la nostra famiglia entrare in tribunale è sempre un dramma, è un rinnovare quel dolore che sono convinta non passerà mai, però nonostante tutto dobbiamo andare avanti, ecco. Io non sono disponibile al perdono per chi ha ucciso mio figlio, anzi voglio che venga punito. Il fatto che la nostra fondazione abbia voluto invitarci a riflettere su questa tragedia del nostro tempo è per me una cosa a cui sono stato contento di aver dato il mio contributo. Carlo Soricelli, pittore e curatore della mostra, aperta fino al 19 gennaio, ha trascorso una vita in fabbrica. Per anni si è occupato anche della strage della ThyssenKrupp. Per chi resta, la giustizia si accompagna alla sensibilizzazione. Entriamo anche nelle scuole per urlare questo grido di basta morti sul lavoro, non è possibile continuare con questa mattanza. Nel giugno scorso a Preganziol salvò una donna quarantenne che voleva farla finita sui binari. Per quel gesto Fabio Ceccato, presidente dei ferrovieri militari, è stato insignito di 2 encomi pubblici dai comuni di Spinea e Preganziol. Questa la sua testimonianza. Non mi sento un eroe e spero che non accadano più queste cose, però se dovessero succedere sicuramente ci sarà qualche altro che farà quello che io ho fatto. Non si sente un eroe, ma probabilmente lo è Fabio Ceccato, presidente nazionale dei ferrovieri militari, associazione che ha sede in stazione a Preganziol. È giugno quando Ceccato, residente a Spinea, salva la vita di una quarantenne che sui binari cerca di farla finita, un atto di altruismo premiato nelle scorse settimane dall'amministrazione di Spinea. Un encomio sarà consegnato anche dal comune di Preganziol. Ceccato torna con la mente a quel giorno, è nel suo ufficio sopra la stazione quando capisce che quella donna che urla al telefono ha intenzioni estreme. È chiaro che in quei momenti non hai tanto tempo per pensare cosa fare, o perché se un treno fosse stato, che ne so, fosse stato in arrivo, i secondi erano pochissimi. Allora quello che ho pensato di fare, così in maniera anche irrazionale sicuramente, sono sceso dalle scale e sono andato nell'interbinario, ho cercato di spingerla
Naturalmente è stato molto difficile perché lei non voleva, tra virgolette, salvarsi. La donna comincia a correre lungo la massicciata, Ceccato non desiste e la segue fino a quando riesce a metterla in sicurezza. Nel frattempo arrivano soccorsi e forze dell'ordine, allertati da alcuni passeggeri in attesa. Quello che mi rimane di questa cosa, io la signora non la conosco, ma non è importante, non conosco il suo nome, però quello che mi rimane nel cuore è che lo sguardo che lei mi ha dato nel momento in cui io sono riuscito a portarla sopra, cioè a salvarla. E ci siamo inquadrati un attimo, gli occhi, un attimo, io l'ho visto come se lei chiedesse ancora aiuto, nonostante il fatto che io... E quindi, non ci voleva tanto, ma lei ha confermato che era una persona in difficoltà. Resta la regola non scritta dell'altruismo. Qualsiasi manuale, ti dice che prima di mettere a repentaglio la tua vita, prima di salvare una vita devi essere convinto di non mettere la tua a repentaglio. Però in quei momenti nulla è razionale. Questa dunque la testimonianza. Noi ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, torniamo tra pochissimo. Edizione di Treviso dei nostri telegiornali, ben ritrovati, eccoci di nuovo in diretta. Proseguiamo con la cronaca. Dalla città è scomparso a Treviso il pittore farmacista Vittorino Morari, volto noto nel panorama artistico trevigiano e nel mondo sanitario. Aveva 92 anni, originario di Canda di Rovigo, si era trasferito a Treviso dopo la laurea in farmacia. Nel trevigiano aveva costruito la sua vita professionale come informatore medico-scientifico. Aveva sempre coltivato la passione per l'arte e la pittura. L'ultima mostra nel 2022 alla Barchessa di Villa Quaglia. Indimenticabile la personale a Casa Robegane nel 2018. Molti messaggi di cordoglio. Lascia la moglie Graziana, i figli Michele, Francesco, Stefano. I funerali martedì 31 alle 9:30 nella chiesa di Sant'Elena Imperatrice a Monico. Ed era gremita la chiesa di Santa Maria del Rovere invece questa mattina per l'ultimo saluto a Luigino Visentin, a Treviso volto di Re Carnevale, del gruppo folcloristico trevigiano, cancelliere del processo di Ponte Dante, ma soprattutto scrittore e restauratore del patrimonio storico della parrocchia. Ho perso un fratello, ha detto il parroco Don Adelino. Vi confesso che è come mi fosse morto un fratello. Nelle parole di Don Adelino Bortoluzzi, il pensiero delle quasi 400 persone che hanno voluto dare nella chiesa di Santa Maria del Rovere a Treviso un ultimo saluto a Luigino Visentin, anima e uno dei volti del gruppo folcloristico trevigiano e della vece di Ponte Dante, morto lunedì scorso dopo una breve malattia all'età di 74 anni. Ad accogliere la bara è il coro del gruppo che ha voluto ricordarlo nelle parole del presidente Ivano Camarin. Difficile dimenticarti perché eri ovunque, segno di tanto attaccamento al gruppo. Ora andrai a trovare i nostri e i tuoi vecchi amici, da Franco, Leone, Attilio, Toni, Francesco e tanti altri. Ti salutiamo e ti ringraziamo con tanta gratitudine, ripristinando un nostro vecchio detto, trovare persone come te. 74 anni di vita verso la famiglia e verso la comunità, ha sottolineato Don Adelino nella riflessione liturgica. Un'impronta che Luigino Visentin ha lasciato nella città, come Re Carnevale o cancelliere del processo di metà Quaresima, ma anche in ogni persona che l'ha incontrato. I suoi libri scritti sulle strutture della parrocchia resteranno qui per noi come un seme che fa memoria del passato, di come questa parrocchia abbia incarnato il Vangelo di Gesù e come a partire dalla storia di questa comunità la parrocchia debba oggi riscrivere la sua storia in rapporto con il mondo moderno. E allora guardiamo a Luigino in alto, presente nella memoria dei nostri cuori, ma guardiamolo soprattutto nella vita con il Signore e ritroviamolo lì. Sono sicuro che Luigino non finirà e non smetterà mai
di raccontare tutte le cose belle che ha fatto in questa vita. Come in tutte le altre diocesi italiane, domani anche a Treviso inizierà l'anno giubilare con la celebrazione dell'Eucarestia presieduta dal Vescovo Monsignor Michele Tommasi. Lo svolgimento della processione si articolerà in 3 momenti: la collectio, vale a dire radunarsi in preghiera, il pellegrinaggio, l'ingresso in cattedrale. Alle 15 raduno nella chiesa di Sant'Agnese, quindi il pellegrinaggio verso il Duomo, che si snoderà per le vie della città dietro al crocifisso miracoloso in legno, scolpito e dipinto, conservato nell'auditorium di Santa Croce, quindi in cattedrale, che rimarrà chiusa fino all'arrivo del Vescovo e dove Monsignor Tommasi celebrerà la messa. Chi non riuscirà ad accedere al Duomo potrà seguire l'Eucarestia dal maxi schermo allestito in piazza, a sua volta interdetta al parcheggio e alla circolazione, come prevede l'apposita ordinanza comunale. E sarà visitabile invece fin dopo l'Epifania nella chiesa di San Gaetano a Treviso, nota anche come Chiesa dei Templari, la mostra sullo storico calendario contadino delle terre trevigiane, lo Schieson. C'è sempre un velo di magia che avvolge lo Schieson Trevisan, il calendario della civiltà contadina. E mai, come in questa occasione, la mostra che l'Associazione Trevisani del Mondo ha deciso di dedicargli ha trovato un luogo migliore, la Chiesa Templare di Treviso. Qui arte, storia e un pizzico di esoterismo si mescolano tra le gesta dei monaci cavalieri finiti sul rogo ufficialmente per pratiche occulte dalla Santa Inquisizione e il mago che, scrutando le stelle e la natura, predice nel lunario come andrà il nuovo anno. E la mostra ripercorre la storia di quello che oggi è il Beppo Gobbo da Casier, anche se un piccolo scoop l'abbiamo fatto nella bottega dell'antiquario Giuseppe Vanzella. Del Schieson Trevisan, questo ritratto di anni 54-8 da Francesco Pisani, pittor fatto nel 1758. Giuseppe Vanzella, questo è il ritratto originale dello Schieson? Questo è l'unico ritratto dello Schieson Trevisan conosciuto. Questo per far capire quanto questo foglio appartenga alla nostra storia e non solo contadina. È un pizzico di astrologia oltre che di astronomia, di magia oltre che di sapienza erbolistica, di chiromanzia oltre che di medicina. Vengono testimoniati da questi pannelli che dalla Chiesa Templare diventeranno itineranti per un calendario tornato ai grandi numeri. Noi lo inviamo a tutti i nostri soci, e sono oltre 7.000 in tutto il mondo, lo inviamo assieme alla rivista e abbiamo previsto dopo la stampa di altre 23.000 copie. Possiamo dire che avete fatto veramente un colpo gobbo col Beppo Gobbo? Beh, penso di sì, perché era un lunario in via di estinzione. L'anno scorso noi siamo riusciti ad acquisire la proprietà proprio nello stretto tempo necessario. Mostra visitabile fino al 6 gennaio e non a caso, perché la sera dell'Epifania anche i Panevind daranno il loro pronostico. E a tal proposito sentiamo qual è il pronostico per il 2025. Per il mondo agricolo si preannuncia un anno favorevole, soprattutto per quanto riguarda quello che ci interessa da vicino, la produzione del vino. Dopo fa riferimento il pronostico del 2025 anche all'intelligenza artificiale, mettendoci un po' sul chi va là. Si preannuncia che ci sia, grazie anche al giubileo, la fine di tutto quello che sta martirizzando il mondo, cioè le guerre. Insomma, positivo quest'anno? Sì, si preannuncia un 2025 positivo. Andiamo allo sport adesso con i Leoni del Benetton che hanno espugnato il campo delle Zebre Parma col punteggio di 24-12 nella nona giornata dello United Rugby Championship. Una vittoria importante che da un lato consolida l'8ª posizione in classifica, dall'altro consegna ai trevigiani anche il punto bonus offensivo cruciale per la corsa ai play-off. Il derby italiano disputato allo stadio Lanfranchi è stato combattuto fin dall'inizio, determinanti mai con 2 mete su rimessa laterale, Smith e Brex. Nonostante l'inferiorità numerica causata da 2 cartellini gialli, i Leoni hanno bloccato ogni tentativo di reazione degli avversari e quindi davvero una chiusura d'anno ideale. Adesso andiamo al meteo, le previsioni per domani ma anche per il Capodanno dal generale Giancarlo Iannicelli che ci conferma il bel tempo.
Domina incontrastato un campo di alta pressione su di noi, un campo molto forte, le pressioni sono robuste e vedete dalla carta del tempo come dall'Atlantico si estende quest'area molto vasta che determina tempo stabile, le perturbazioni si mantengono molto alte, a latitudini molto alte, lontane da noi, quindi presto detto prevediamo un sabato e una domenica all'insegna del cielo sereno, ma il cielo sereno si manterrà anche per gran parte della prossima settimana, naturalmente una velatura del cielo, qualche banco di nebbia man mano che andiamo avanti con i giorni è previsto, ma poi il sole avrà senz'altro la meglio. I venti sono deboli, di direzione variabile, le temperature sono in aumento, le minime variano dai 0 gradi ai -1, quindi viaggiano intorno ai 0 gradi, le massime intorno ai 10 gradi, poi la prossima settimana caleranno sia le minime che le massime. L'Alta Adriatica è previsto poco mosso, è tutto. Queste dunque le previsioni, noi adesso andiamo alle notizie dal Bellunese. E partiamo dalla cronaca perché c'è stato il primo sequestro nel Bellunese di LSD, droga allucinogena, rinvenuta allo stato liquido in un'abitazione del capoluogo. Un cinquantenne è stato arrestato dalla polizia. 3 piccoli flaconi in plastica conservati nel frigo di casa, nascosti qua e là tra il cibo per non dare nell'occhio. Ma l'imbeccata raccolta dagli investigatori della squadra mobile era corretta: spaccio di LSD, una droga allucinogena, e per un cinquantenne residente a Belluno sono scattate le manette. La perquisizione domiciliare da parte dell'antidroga il 20 dicembre. In frigo le 3 boccette con all'interno un liquido giallo. Il peso netto di questi 3 flaconcini, che molto probabilmente qualche tempo prima che noi arrivassimo erano pieni, è di 3,42 grammi. Per fare effetti allucinogeni bastano 20 microgrammi e mediamente una dose contiene dai 20 agli 80 microgrammi di principio attivo. Qui siamo sull'ordine di centinaia di dosi sicuramente. Almeno 300 le dosi ricavabili dal liquido contenuto nei flaconcini che il cinquantenne distribuiva probabilmente a domicilio. L'arrestato è una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, la novità è invece lo stupefacente in questione. Qui infatti non è che si trova tanto. Dico, io a parte qualche francobollo in vita mia è la prima volta che lo trovo così allo stato liquido. Anche in altre sedi in cui ho lavorato è la prima volta, insomma. In casa il cinquantenne aveva anche poco meno di 1 grammo di cocaina, 350 euro in contanti, un bilancino di precisione, vari sacchetti per il confezionamento e un apparecchio per il sottovuoto. Il 23 dicembre l'arresto è stato convalidato. Per l'indagato è stato disposto l'obbligo di dimora a Belluno e il divieto di uscire di casa dalle 20 alle 7. E il 31 dicembre si chiuderà l'impegno di Alex Barattina alla guida per 3 mandati della delegazione Dolomiti Bellunesi del Soccorso Alpino. Il bilancio della sua esperienza segnata dalla tragedia della Marmolada. Il mio è stato un onore poter guidare questa squadra, principalmente la squadra di Belluno, quindi l'area dolomitica e la parte prealpina, che quotidianamente ha operato ed è disponibile da qui anche al futuro con il nuovo direttivo. Condivide con tutta la sua squadra di volontari disponibili 365 giorni all'anno H24 l'onore di avere guidato la delegazione Dolomiti Bellunesi del Soccorso Alpino e Speleologico. Alex Barattin, dopo 3 mandati, si appresta a lasciare l'incarico al suo successore Michele Titon, che con Giorgio Farenzena e Dimitri De Gaulle dovranno dirigere il Soccorso Alpino, che si prepara ad affrontare la sfida olimpica. Un'attività incessante quella dei volontari del Soccorso Alpino, dice, non senza commozione Alex Barattin, e il suo pensiero non può non andare all'evento eccezionale del luglio 2022 in Marmolada. Quando ti chiamano per una valanga in Marmolada a luglio, gioco forza è qualcosa che sembra quasi uno scherzo, in realtà era una cosa reale che ci ha messo di fronte ad uno scenario veramente critico, però abbiamo visto che tutte le forze, i confini non c'erano più e tutti hanno operato per salvare la vita a quelle persone. Ricordiamolo che si sono trovate in una situazione non programmabile, non definibile. Collaborazione tra enti e addestramento quotidiano, anche in quel caso si dimostrarono di efficacia certa. Oggi, a stagione invernale appena iniziata, il suggerimento sempre valido di Barattin agli appassionati della montagna.
Ricordiamo di fare mente locale, specialmente i capifamiglia, di dare le informazioni a tutto il gruppo di dove stiamo andando, qual è la gita, avere un piano B, perché non sempre è bel tempo, quindi dobbiamo avere anche studiato una via alternativa senza forzare la mano, e poi chi frequenta l'ambiente innevato fuori dal demanio sciabile, direi sonda Palarva e soprattutto saperli utilizzare. Un aggiornamento di cronaca, siamo sul sito di QDP News, bus contro furgoncino e negozi, tragedia sfiorata sotto il villaggio di Natale, siamo a Conegliano, poteva avere conseguenze drammatiche, l'incidente è avvenuto questa sera in pieno centro a Conegliano, secondo quanto finora appreso, scrive il collega Simone Masetto, l'incidente ha visto coinvolti un autobus, a quanto pare senza passeggeri e un furgoncino ed è avvenuto a pochi passi dalla ruota panoramica e dal villaggio delle casette di Natale, e quindi la dinamica ancora da chiarire, ma questo bus a quanto pare elettrico fuori controllo ha rischiato davvero di provocare qualcosa di grave. Per fortuna tutto si è risolto per il meglio, ma immaginiamo la città affollata nel sabato sera nei pressi appunto del villaggio di Natale. Veniamo al Natale con cose decisamente più liete, vi ricordo la rubrica dedicata alle vostre natività, realizzate dunque nelle vostre abitazioni, parrocchie, associazioni. Vi ricordiamo che basta inviarci dei video della durata del meno 20 secondi, realizzati tenendo il cellulare in orizzontale, il numero lo vedete in sovraimpressione, stiamo cercando di mostrarvene il più possibile, sono davvero migliaia quelli che sono arrivati, e allora per la rubrica Il tuo presepe questa sera vi proponiamo le natività della famiglia Cais di Codognè, Angelina Dalcol di Fontanelle, famiglia Polloni di Fanzolo di Vedelago, Filippo Cesco e nonno Benvenuto di Guia di Valdobbiadene, Gerardo di Riese Pio X, Giosuè Pavan di Candelù. Io vi lascio ai presepi e vi auguro una buona serata. Arrivederci. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, Noel. Jolly old Saint Nicholas, lean your ear this way. Don't you tell a single soul what I'm going to say.